E un'altra polemica invece è quella della Lega Nord, monta la polemica sulla questione, in questo caso, della polizia locale. Quello che chiede è un intervento urgente da parte dell'amministrazione comunale per ritornare a dare dignità a un corpo importante come quello dei vigili urbani di Bassano. È una critica senza mezzi termini, quella del consigliere leghista bassanese Nicola Finco. Oggetto della sua denuncia il lavoro degli agenti di polizia locale di Bassano, il cui ruolo per il consigliere del Carroccio ha perso l'efficacia di un tempo, riducendosi a fare multe e lasciando la città nelle mani di accattoni e mendicanti, soprattutto nei giorni di mercato. Complice di questo fatto, spiega Finco, anche la scomparsa di alcuni servizi fondamentali per garantire la sicurezza in città. Non si vede più il terzo turno serale non fa più il presidio del territorio, e un altro organo che era presente sul territorio e che funzionava molto bene come il nucleo territoriale di polizia giudiziaria e controllo del territorio è sparito. Ed ecco i risultati. Bassano non è di certo la capitale della sicurezza, ma oltretutto una cosa che voglio evidenziare è la figura del corpo di polizia locale che è messa all'interno di una struttura amministrativa. Alla luce di una recente sentenza del Consiglio di Stato questo non è possibile. La richiesta di Finco al sindaco non si fa attendere, prevedendo anche un'interrogazione alla giunta comunale. Chiedo al sindaco di intervenire immediatamente per rendere autonomo questo corpo di polizia locale, in quanto deve rispondere solamente a lui o all'assessore delegato.